3 mezzi nuovi in dotazione ai distaccamenti dei volontari dei Vigili del Fuoco di Pontebba, Paolaro e Forni Avoltri, acquistati con il contributo della Regione. Questa mattina nella sede del Comando Provinciale di Udine la cerimonia di consegna alla presenza del Presidente del Consiglio regionale Mauro Bordin e dell'assessore Riccardo Riccardi. Strumenti preziosi per garantire condizioni di sicurezza e quindi il rinnovo del parco delle attrezzature è una lunga tradizione che questa regione sostiene da tempo. Le 3 auto saranno attrezzate per il pronto intervento in caso di incendi boschivi ed altre emergenze in territori, anche impervi, tipici delle zone di montagna. 2 mezzi sono per il soccorso tecnico urgente ordinario, veloce, perché sono 2 vetture che saranno poi caricate con apposite attrezzature finalizzate a garantire il soccorso tecnico urgente. Soddisfatti i destinatari che hanno ricevuto le chiavi dei mezzi che verranno consegnate ciascuna ai rispettivi distretti, con tanto di personalizzazione sul cofano. È un grande riconoscimento nei confronti dei nostri volontari, di quelli che ci sono sempre vicini sul territorio. Un lavoro che stiamo facendo ai ragazzi e ai volontari di Pontebba e siamo impegnati tra l'altro nella realizzazione del nuovo distaccamento che entro l'autunno contiamo di poter inaugurare. Un rispettoso riguardo da parte dell'amministrazione comunale, perché l'amministrazione comunale o tutte le amministrazioni passano, i volontari rimangono nel futuro.